Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Senz'altro best of! Abbiamo iniziato questa puntata di Senz'altro Domenica, sembra in maniera alta, parlando di un tema importantissimo, quello di usare l'acqua con attenzione. Però vogliamo subito buttare in vacca tutto. Senz'altro. Sono qui per questo, ragazzi. Bravissimo. Lo facciamo con l'ospite di apertura di questa puntata, l'assessore Ciano Contini. Assessore. Tra l'altro sono un po' spaesato. Io avevo capito che stamattina si parlava di presepi e alberi di Natale. Io mi ero preparato su quello. Quello è la seconda parte. Però lei da politico esperto, credo e spero abbia un minimo di conoscenza su un tema fondamentale come la tutela dell'acqua. Ma scherziamo. Allora, guardate, proprio a scanso ecco, va detto equivoci. che l'acqua è una delle risorse, anzi non vorrei farla fuori dal boccale, ma sono quasi sicuro di non essere mentito. Senz'altro se dico che l'acqua è una delle risorse idriche più importanti del pianeta. Bravo, ragazzi. assessore, bravo. Cosa? Bravo, per forza l'acqua è una risorsa idrica. Anzi, ti dirò di più, guarda, spero di non offendere nessuno, ma mi prendo le mie responsabilità. Sì. Non solo è una delle risorse idriche più importanti del pianeta, ma è la risorsa idrica più importante del pianeta. Lei, assessore, l'acqua. non ha peli sulla lingua. Senz'altro. Io non ho parole. Cioè, scusi, assessore, scusi, da un politico ci aspettiamo qualcosa di più di una frase banale come questa. Bravissima. Allora, noi di Molto Buio Fiumocciaro siamo sensibili al tema dell'uso dell'acqua. Bravo. Anche se, ripeto, stamattina mi ero preparato sul tema, per esempio, alberi di Natale. Questo è l'inizio della puntata. Pensate che siamo in addirittura di arrivo per una petizione per raccogliere 7 milioni di firme, sì, per fare in modo che all'acqua del rubinetto si pia gratis. Mamma mia, assessore, ma quante firme siete arrivati? Allora, per adesso siamo io, Renzo De Aproloco, Maurizio e la moglie Liliana, che salutiamo, e gli amici del circolo Amici del Bar e i 25 bambini in classe del Menevodo Mattia. Scusi. Che come promesso vi porterò le pastine. Oltre che minorenni anche estorsione, se mi permette. Non è possibile. Possono firmare i minorenni. Siamo in 29 firme al momento. Metti che qualcuno tiremo su anche 29 ascoltatori. Però 7 milioni mi pare un traguardo un po' ambizioso, assessore. Sul foglio siamo 29. Dopo al limite fermo fotocopie. Ma cosa dice? Bene, ma giusto. bene, cosa giusto? No, assessore, a parte che non si può. Come non si può. può? Comunque l'acqua gratis non sarebbe neanche possibile. Perché ci sono migliaia di persone che lavorano negli impianti di condotta, di purificazione. Cioè, non è possibile averla gratis. No. Qua forse ha ragione Gaetano. No, forse. Allora, ogni modo, per rispondere alla domanda se è meglio il presepio o l'albero, io dico l'albero. Assessore, ma cosa c'entra con l'acqua? C'entra perché anche l'albero se è potabile. È andato via, per piacere. Il tema dell'ambiente è stato affrontato da tantissime forme di comunicazione, di arte anche, ad esempio il cinema, la serie TV. Certo. Quanti film e quante stagioni di serie TV ci sono che parlano di ambiente, Quante, Marco, ad esempio, una che ti ricordi, una che ti piace? Allora, onestamente mi cogli un po' impreparato, Gaetano, però se devo dire più che un film. Sì, anche documentari, Ecco, certo che sì. Documentari mi piacciono, ok? Il documentario che va sempre bene quando uno non sa benissimo cosa rispondere. Nel tuo caso va benissimo. Un po' i documentari. Bene, quale sull'ambiente, quale ti è piaciuto? L'ultimo documentario che ho visto è quello su Beckham. Forte. La storia, la vita di Beckham. Forte, aspetta, ma non c'entra niente con l'ambiente. Ma se quello che ho visto per ultimo. Ma ho capito, ma devi dire una cosa che c'entra con l'argomento. Pippo, invece. Anch'io ho visto documentari. Ecco, vedi. Quello su Van Basten posso dire. Ma cosa c'entra Van Basten con l'ambiente? Neanche a Beckham c'entra. Cioè, allora, per piacere, vi dico io, sono tanti film che parlano di ambiente, vale la pena di vedere, no? Alcuni sono più documentaristici, come quelli che avete citato voi, ma con argomenti diversi, altri invece hanno una trama magari anche avvincente, ad esempio Erin Brockovich con Julia Roberts, vi ricordate? Certo, parla comunque di un danno ambientale, quindi anche a che vedere con l'argomento. Oppure il più moderno Avatar, anche quello
È vero, sì. Avatar l'ho visto anch'io. Bene, bene. Oggi invece vorrei consigliarvi un altro film che si chiama Nomadland, senza la S finale, esatto. Prova a dirmelo come si scrive, perché sennò... Nomadland, esatto, è quella là. È più facile. Film della regista Chloe Zhao, che ha vinto un Leone d'Oro e poi un premio Oscar nel 2021, quindi un gran bel film. Salutiamola, ciao Chloe. Ciao. La storia segue appunto la protagonista, che è una donna che si chiama Fern, che dopo la morte del marito e la chiusura della fabbrica che costituiva un po' il cuore economico della sua città, decide di partire con il suo furgone, di adottare uno stile nomade. Come Pippo praticamente. Il film esplora dei temi che sono la perdita, la resilienza, la libertà, ma anche l'adattamento, ed è un racconto veramente bellissimo. Se non l'avete visto, parla di ambiente, parla perché comunque c'è in qualche una vita minimalista che ha un bassissimo impatto ambientale, no? Il riutilizzo, il consumo consapevole, anche un'autonomia energetica, il riuso, perché molti dei personaggi usano fonti energetiche sostenibili, no? Alternative. Tipo i pannelli solari. Bravo. E invece poi, per finire, chiaramente una grande connessione con la natura, perché è un film che è ambientato negli spazi aperti incontaminati degli Stati Uniti. Molto bello. Ricordiamo, negli spazi aperti, nella natura incontaminata non c'è tanta connessione. Questo ma non c'entra con la connessione. Ma te pare che io faccio una rubrica intelligente per dare un consiglio e questo mi dice il documentario ma Beckham non c'entra niente. Sottolineiamo più l'aspetto di Van Basten. Cosa c'entra Van Basten con l'ambiente? Ma come che faceva spogliatoio Van Basten, non faceva nessuno e creava un ambiente meraviglioso. Vado via. Tra l'altro, sapete qual è il momento migliore per cambiare macchina? Dicembre, inizio gennaio, sì. Ma soprattutto dicembre, perché ci sono tantissime perdibili occasioni. Ok. Come a modo di ricordarci il nostro amico Franco Concessionario. Ciao ragazzi, ciao qua, eccoci bentornato. Eccomi a voi con le perdibili occasioni di Natale del mio concessionario di Franco Concessionario. Tra l'altro voglio sfatare un mito. Tanti dicono, come Marco qua, che questo è il periodo meglio per comprare l'auto perché i concessionari devono raggiungere il budget annuale. Io la sapevo così. Cioè, tutti ci hanno Falso! Adesso siamo già a merda. Devi venire prima a comprare ste macchine. Dicembre è troppo tardi, ragazzi. Ho capito, ma insomma ci dica comunque qualche occasione, magari qualcuno vuole comprarla. Faccia sognare. Allora, come dico sempre, non preoccupatevi del costo perché tanto dopo se mettiamo d'accordo. Prima perdibile occasione Alfa Stelvio a 30.000 euro, macchine eccezionali. E mi fai rotonda in terza sta macchina qua, facciamo. Non hai 30.000 euro per lo Stelvio? Troppi soldi? Niente paura, a 15.000 euro che una Alfa Monteberico. Stiamo più bassi. Dopo comunque se mettiamo d'accordo. Altra grande occasione, Jeep Compass del 2021, pochi chilometri, soli 3.000 euro. Beh, qua mi viene il dubbio che avrà qualche danno, però. Sei perspicace, Marco. Beh sì, ma scusano che voleva Marco un genio per capire sta roba. E ragazzi, voi avete rotto verso sinistra e gira solo in tondo. No, a caso si chiama Compass. No, ma cosa serve? Signor Franco. Prossima perdibile occasione, Mitsubishi Pajero del 2018, grande macchina. Questa, ragazzi, a me fai rotonda in terza. Ma per quale motivo dovrei fare rotonda in terza? Soli 7.000 euro. Unica proprietaria una sarta del mio paese. Ecco, attenti quando salite che potreste trovare in giro ancora qualche ago. E io le ho cercati dappertutto, ma non è facile trovare un ago nel Pajero. Senta, signor Franco, arriviamo a un'occasione decente per cortesia. Prossima perdibile occasione, una Audi TT Cabrio del 2020, 117.000 km. Motore ottimo, sta macchina qua te fai rotonda in terza. Sapevo. Ho coniato personalmente slogan Audi TT, ti avendo Mimì, affretta TT. Soli 11.000 euro dopo comunque se mettiamo d'accordo. Infine Tesla Model 3 del 2021, 80.000 km. Questa è interessante. Ottime prestazioni. Pensate che sta Tesla mi fa rotonda in terza sì, e consuma solo 18 km con un litro. Scusi, no, fermo. La Tesla è elettrica, come fa a fare 18 con un litro? Se ga spaccare il pacco batterie che abbiamo messo su un diesel della Focus incidentata. Ma per piacere. Tesla diesel è la prima che sento. Infatti auto unica nel mercato, soli 23.000 euro. Dopo ragazzi comunque se mettiamo d'accordo. Ma è vera questa cosa che si dice che a Natale siamo tutti più buoni? Chi ha mai misurato questa cosa? Ma no, guarda, c'è qualcuno che l'ha fatto un'università di Stoccolma che ha dimostrato davvero, ma questa gente che università, ma io non lo so, ma studiate delle cose un po' più utili, non lo hanno un'università che studia perché le università studiano queste robe. Vabbè, ma comunque loro sono arrivati a una conclusione secondo me molto sensata, cioè hanno dimostrato in effetti che siamo molto più buoni, più propensi agli altri nel periodo di Natale proprio perché l'effettività
festività in qualche modo ci coinvolgono, ci rendono più felici, tanto che pensate che c'è un 18% di più di donazioni a dicembre verso le attività, immagino, esatto. certo. E non solo, questo 18% viene assolutamente confermato poi a gennaio, proprio per dire i buoni propositi per l'anno nuovo. È un po' come l'abbonamento della palestra, dai, diciamo. Sì, che funziona solo per 2 mesi e dopo basta. Esatto. No, però comunque è una bella cosa, quindi per una più volta altruisti, diciamo sì, così, sì, no? sì. Sì, è vero. Sì. Ma anche noi, ma perché non facciamo anche noi dei buoni propositi per l'anno nuovo? Io li ho fatti. Ma anche io li ho fatti, ma allora condividiamoli con tutte le persone a casa, è giusto? Tu cosa vuoi fare, Io nel Marco? 2025 Sì. mi comprerò una motosega. Ma scusa, per quale motivo? Perché voglio sistemare il giardino. Ah, è vero che Marco c'ha il giardino, ragazzi, c'è che se una Devo roba. sistemare se 2 o 3 rami che mi dà fastidio, devo Ok, sistemare va bene. perché voglio mettere finalmente bene il giardino, perché mi mancano 2 o 3 cosette, tra cui Bello. gli alberi in ordine alfabetico. Ma come in ordine alfabetico? In che Devo senso? rimettere a posto il giardino. Ma perché come li alberi metti in gli ordine alberi alfabetico? come fa tutti, no? Cioè? Parti dall'acero, poi metti brontolo, poi metti il carpino, poi dotto, vabbè. poi l'eucalipso. Ma e via così. scusa, ma Dipenderà. brontolo e dotto sedonani. Anche quello. Anche quelli in ordine alfabetico. No, io ho deciso di regalarmi uno strumento musicale. Voglio imparare. Tra l'altro su eBay ho puntato un affarone, ragazzi, da pochissimi soldi. La chitarra di Beethoven. Chitarra del Beethoven. Sì. Non suonava il piano Beethoven. E forse per quello costava così poco. Forse sì. Però Pippo posso dire, mi capi un po' deluso. Perché? Perché queste cose non sono cose altruiste, queste, sono robe personali. però insomma, cioè, Per vabbè. fortuna ci sono io, ragazzi, posso dire. Perché mi sono permesso di fare una cosa, un regalo che faccio in parte a me, ma in realtà all'intera comunità, all'intero mondo. Cosa? Ho preso 10 alberi da piantare. Bello, questo è bello, questo è bello. Simbolo. Siccome sapevo che voi tendete un po' all'egoismo, ho No, preso beh, insomma- i soldi in comune dal nostro conto corrente, ragazzi, per rendervi partecipi di questo. Vabbè, questa Però va- sarebbe riservato alle spese. Esatto, vabbè, comunque poteva anche dirlo, ma comunque è una bella azione, è una bella azione. 10 alberi. va Non bene. sarà mica sti 3.000, Dove li hai piantati? 3.000 euro. 3.000, vabbè, 3.000 euro. Vabbè, dove li hai piantati questi alberi? Nel giardino di casa mia, io. Come nel giardino di casa Io ho tua? da finire il giardino, insomma. Questi è i miei. Scusa, ma è No, mia no, anche. è un dono altruista al pianeta. No, c'è al tuo, c'è un Adesso furto. mi iscrivo all'Università di Stoccolma che fa una ricerca sui ladri. Che poi alberi costava 120 euro e il resto è l'affitto del giardino. Non avevo dubbi. Un altro momento che io adoro di Senz'altro Domenica è quando diamo voce agli ascoltatori, quando arrivano i messaggi vocali. Tra l'altro è un momento che adori solo tu, Pippo. Sì, perché io proprio- non lo sopporto. Soprattutto perché i messaggi vocali sono sempre delle stesse persone. Esatto, fossero di altri li accetterei, ma sempre sti 3 qua. Magari vediamo, oggi vediamo. ci stupiranno. Andiamo a sentire il primo messaggio vocale. Papà, sono Saverio, sorpresa. Ti ho mai raccontato di quella volta che al posto di fare i regali di Natale ho donato 2.000 euro alla popolazione del Barcawi colpita da alluvione? Ma era una truffa perché in realtà il Barcawi non esiste. Ma perché deve raccontare queste cose, Saverio? Io non. 2.000 euro che dà il Barcawi. Cosa c'è il Barcawi? Vabbè, sentiamo il prossimo vocale. Ciao ragazzi, sono Vianeo da Mestre. Allora io è dal 2015 che ho tolto completamente gli addobbi natalizi, guarda, perché io quell'anno me lo ricordo benissimo. Un giorno mi chiama Tony Granzo, il mio amico, e mi dice: oi Vianeo, figo quel Babbo Natale che si arrampica, che hai appeso il poggiolo di casa tua. Il problema è che mi non ho messo Babbo Natale che si arrampica, e quando sono tornato a casa ho trovato tutto sotto sopra. I mega porta via tutto. Babbo Natale, vergognati, riportami le mie cose. Fuori, skate, Ma non babbo. penso che sia sta Babbo Natale. Però è brutta sta cosa che ha fatto Babbo Natale. Ma non era Babbo Natale. Come è bruttissima questa abitudine che ormai abbiamo consolidato di un ospite che non manda vocali e decide di venire qui a caricare il suo telefonino. Attenzione, non manda vocali perché viene qui a farli. Appunto, Gaetano. questo sto dicendo. Ciao, non deve Maci. venire. Ciao, sono Massimo Massimiliano Papetti, ho detto Mazzi. Ciao ragazzi. Ciao, a tutti. dici il tuo aneddoto di Natale. dai, Allora, io Mazzi. in realtà voglio solo fare una raccomandazione a tutti gli ascoltatori che decidono di fare il presepio. Non dimenticatevi la stella cometa da no. piccare in alto. Bravo, Sì, bravo. Fa parte no, della coreografia. Sì, no, no? più che altro è fondamentale perché un anno mi è messa garotta e stella cometa non l'ho ricomprata, è successo un dramma, un disastro. Cioè?
Chi immagini sapeva più dove andare senza la stella cometa. Io trovai luglio che girava per il garage, ragazzi, senza neanche niente da mangiare. Non si va avanti con Oricis e Mira, ragazzi. Mettete la stella cometa. Di luglio. Senz'altro domenica fa anche informazione, oltre che intrattenimento. Veramente? Certo. E soprattutto in un periodo dove tutto costa carissimo. Ecco per voi la rubrica Notizie scontate. Ecco per voi la rubrica Notizie scontate. Ovvero titoli di giornale che ci incuriosiscono per la loro banalità. Scusa, questa me la devi spiegare, vai. No, potrebbe anche essere la rubrica Grazie a Graziella e grazie. Auto. Sentite questo titolo che ho letto qualche tempo fa. Sì. Su un noto quotidiano che non si può dire, ma che non esce la mattina, diciamo Quello che così. esce la sera. La sera, ok. No, Vabbè. Vabbè. Forse. Auto. E se il motivo del crollo delle vendite fosse semplicemente perché costano troppo? Ma incredibile, non l'avrei mai detto. Cioè, scusate ragazzi, ora io capisco che fare articoli è difficile, però giorni. forse la risposta è sì. E anche grazie Graziella. Grazie Graziella. Allora sono andato a fare un po' di ricerche. Sì. Sentite qua. Nel 1979, Sì? quando sono nato io, la Fiat 127, me la ricordate? grande. Sì, me la ricordo, sì. Era l'auto più venduta in Italia e in Europa del segmento B. Cioè, Certo. sapete che le auto sono a sega media a seconda della grandezza. La versione d'ingresso costava 4.254.000 lire, che al giorno d'oggi sarebbero 12.400 euro. 12.400. 12.400. Oggi, senza far nome di marche, per la stessa tipologia di macchina si spendono circa 19.000 euro. Sai che forse quell'articolo aveva ragione. Aspetta, attenzione al segmento C, Pippo, leggi. Sì, la Golf che si comprava a 4.785.000 lire e oggi sarebbero circa 13.950 euro. Ma la pubblicità di oggi dice nuova Golf tua da 26.900 euro. Però il doppio. Ma non so se sapete che l'auto più desiderata del segmento D invece era la BMW 316. Per comprarla erano necessari 8.410.000 lire, cioè che al cambio di oggi sarebbero 24.500 euro circa. Anche oggi costa 8.400.000. Sì, ma d'euro, perché oggi costa 56.000 euro di listino. Ma parliamo anche di voi ricchi, Gaetano. Il segmento E era dominato dalla Mercedes W123, la cui versione base era la 200. Prezzo di listino 11.918.000 lire. Certo. Attualizzati a oggi 34.700 euro. Adesso oggi costa la serie è da 62.000 in su. Dai. Allora, dopo l'analisi di questi dati, suggeriamo altri titoli per i giornali su cui varrà la pena fare un articolo di approfondimento. Ville con piscina? I poveri non le comprano perché non possono permettersele. Jet privato, perché non può essere una risposta al traffico? Perché gli operai non si sposano mai con le attrici famose? Chissà perché! Ragazzi, vi dico il mio momento preferito di Senz'altro Domenica è quando noi andiamo a spiare cosa fanno le altre radio. Ho capito. Ci colleghiamo in diretta non con le altre radio a caso, ma con una radio che noi amiamo tantissimo. E dove trasmette? È solo a Mestre, ma proprio solo a Mestre Centro. Andiamo a collegarci con Radio Piazza Ferro. Radio Piazza Ferro. One Piazza, One Ponte. Solo musica mestrina. E questo era il nuovo singolo di Sea Tira, gruppo cover di Shakira, dal titolo El Sabor de la Cepa. La cepa muove al nero da mangiarsi buona davvero. Grande musica qui su Radio Piazzaferro, One Piazza, One Ponte, 24 ore su 24, 7 su 7, 365 giorni all'anno, sperando che arrivi presto l'anno bisestile che al manco fa su un giorno di ferie. Infatti. Povero speaker. Un saluto alla nostra Giusy che scrive da Forte Marghera. Mi sono appena separata, mio marito dice che gli sto sempre addosso, non gli concedo libertà, sono sempre arrabbiata e mi sfogo con lui e gli urlo sempre dietro. Chiusa una porta si apre un portone. Giusy, ti auguro di cercare presto un altro uomo. E a sto uomo che auguro di non farsi trovare. Sì. Povera Giusy. Ma ora pubblicità.
Un centro benessere nel cuore di Mestre? Bea Vita, il resort di Mestre. L'acqua pura delle sorgenti mestrine. L'aria frisantina delle Alpi di Piazza Ferretto. E i massaggi di Dennis, Marino, Graziella. Bea Vita, il resort di Mestre. Da Bea Vita ti entri in mort e ti va fuori al resort. Bea Vita, il resort di Mestre. E ora ci ascoltiamo il nuovo brano dei Linkin Park, Piraghetto. È appena uscito il loro ultimo brano che racconta di un'auto finita in laguna dopo aver tirato dritto alla rotonda di San Giuliano. Il brano, la cover di Una rotonda sul mare. Stiamo parlando di acqua e come nostra consuetudine ci piace giocare sui temi che trattiamo, quindi è il momento del quiz. Il quiz che oggi parlerà non solo del tema dell'acqua, ma anche del tema dell'acqua nella musica. Perché ho voluto fare una cosa che in qualche modo, insomma, ci tenesse anche in questo luogo che ci ospita, cioè Radio Bella e Monella. La prima domanda è la seguente: quale di questi cantanti ha portato al successo una canzone intitolata, questa è facilissima, Acqua e Sale? Giovanotti e Laura Pausini, Mina e Celentano, Albano e Romina Power o Gigi D'Alessio? Gigi D'Alessio. Pippo Dilla giusta è Mina e Celentano. Mina e Celentano, bravissimi. La seconda è un po' più difficile. La leggendaria Smoke on the Water dei Deep Purple parla di una piscina olimpionica in fiamme, un incendio durante un concerto vicino a un lago, un sogno psicadelico in riva al mare o un film su Gigi D'Alessio. Quello psicadelico in riva al mare. Anch'io dico questa cosa. E invece un incendio durante un concerto vicino a un lago che proprio successe veramente durante uno dei loro concerti. Sai che non lo sapevo. Certo. Non lo sapevo, ma sai quante cose io non so. Bravo. Pensi che Smoke on the Water pensavo che fosse una sigaretta dentro il cesso. Dentro l'acqua spenta. Per piacere. Invece no. Sentite questa invece nel video di Baby One More Time di Britney Spears. Baby One More Time. Lei canta sott'acqua con una pinna da sirena, su una spiaggia ma si bagna solo i piedi, vestita da scolaretta ma senza acqua in vista, su un motoscafo guidato da Gigi D'Alessio. Io la so. Vediamo un po'. Ho questo ricordo di lei vestita da sirena, però non vestita da scolaretta ma senza acqua in vista. Risposta esatta. Ragazzi, quante volte l'hai visto, Marco? Ragazzi, io tante cose non le so, ma questa la so. Vediamo un po'. Quale canzone italiana con tema marino? Marino nel senso lo salutiamo. Ciao Marino, Marino Bartoletti. Ma con il tema marino inteso di acqua e quant'altro. Okay. Ha vinto il Festival di Sanremo. Sapore di sale di Gino Paoli. Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Chi fermerà la musica dei Pooh? Chiove di Gigi D'Alessio. Io ti direi perdere l'amore. Anch'io perdere l'amore, ma so perché ha vinto Sanremo, ma non perché ha... E infatti la risposta è giusta e sbagliata allo stesso tempo, perché nessuna di queste ha vinto il Festival di Sanremo. Era una di quelle domande a trabocchetto. Perdere l'amore sì ha vinto, ma non c'entrava con l'acqua, col tema marino. Bravi. Siete parissimi. Perché nel senso non avete azzeccata una, l'ultimissima è la seguente. Britney Spears rivendicata. È vero, maialone. Ma questa vale 4 punti. Esatto, in questa famosissima canzone c'è una frase tradotta in italiano suona così: e mentre il sole stanco se ne va a dormire, dentro il mare va a cadere la luna in abito da sera. Di chi è? Ed Sheeran, Rihanna, Elton John o Gigi D'Alessio? Elton John. Ed Sheeran. Ed è Gigi D'Alessio. No, era l'unica, da un'ora che vi sto suggerendo la risposta giusta. Gigi D'Alessio, tutte le salse. Potevate arrivarci, e quindi quest'oggi e quando piove stanno a dormire. Quindi chi ha vinto? Ciao Gigi. Vince Gigi D'Alessio. Bravo Gigi. Ritorniamo qui a Belle Monella con la seconda ora di Senz'altro Domenica. E Pippo, in mano una cosa, ma che cos'è? È la letterina che ci è arrivata da un nostro giovane ascoltatore. No, bellissimo. Allora, si chiama Toma, ha 8 anni. Toma, senza la S? Senza la S. È Veneto. Evidentemente. Giusto. Come Lori, come Danny. Non si usa la S. Giusto. Toma. Ci racconta del suo capodanno migliore e ci scrive questa letterina. Cari Marco e Pippo, sono Toma, ho 8 anni. Il capodanno più bello è stato l'anno scorso perché ho assistito a un miracolo. Ma che bello! Eravamo in parrocchia con gli amici, alla festa c'era anche Kevin Bottin, un mio amico che ne tira talmente tante che il suo cane è dal psicologo perché crede di essere onnipotente. Per favore!
Kevin è stato sfidato a Gnaomo a mettere i petardi sulla panda delle suore. Cosa vuol dire? Gnaomo è quando sfidi qualcuno a fare qualcosa, io non so se lo rispiega dopo. Esattamente, poi dice: se non sapete come funziona Gnaomo, ho fatto tradurre a mia sorella la spiegazione. Scommetto che non sei abbastanza uomo da inserire i petardi sull'utilitaria delle nostre sorelle madri. Suore lo serviva a tradurlo, via. Quando dici a Kevin Gnaomo, esso si agita come Manuel Agnelli quando vede un cantante stonato. Dopo 23 secondi era già dietro la vettura, ma purtroppo si è incastrato coi ditini sul tubo di scappamento. Aia. E quando il petardo è schioppato, si è rotto sia il tubo sia i ditini di Kevin. È stato subito chiaro che la situazione era grave perché Kevin non ne ha tirate, piangeva e basta. Il Don è uscito di corsa e siamo andati al pronto soccorso e proprio lì ho assistito al miracolo. Cioè? Eravamo nella sala d'attesa, il Don ha guardato Kevin sul muso e gli ha detto: Kevin, ti sei comportato bene? No, signor parroco, ma quando gioco a Gnaomo non mi controllo altro. Kevin, ascoltami, quando ti dicono Gnaomo pensa: cosa farebbe Gesù al mio posto? E cosa ne so, prete, è nato 6 giorni fa, cosa vuoi che faccia un putello? No, non credo intendesse quello. Ma nel senso, no, e il Don allora gli ha detto: non in quel senso, ebete. Come Don? Come faccio a reagire senza rabbia quando mi provocano? E allora Kevin ha detto: forse dovresti fare un sorriso e fare agli altri quello che volessi che mi farebbero a me. Ecco, a parte i verbi ci siamo, ha detto. Esatto. Ma ricorda che anche il Signore ha detto: io sono il verbo, quindi col tempo sistema anche a qui, grazie. Il dottore ha messo a Kevin 9 punti sui diti della mano e lui non ne ha cavate. Miracolo! Neanche a casa, quando i suoi lo hanno riempito di parole, non ne ha cavata neanche una. Miracolo! Non so se dopo questa esperienza smetterà del tutto, ma è un inizio. Allora cosa hai imparato da questa storia? Mai mettere i petardi sulle panda perché hanno il tubo stretto, piuttosto buttali dentro il cofano. No, ma non era questo. Buone feste, Thomas canta un burlo. Grazie, Thomas. Bellissimo, grazie Thomas. Belle Monella, la radio delle sorprese. Senz'altro domenica il programma delle sorprese, perché torna a trovarci un ospite che è già stato qui a inizio puntata, l'assessore Ciano Cantin. Senz'altro, ciao ragazzi. Non mi preoccupava questo tono da Vanna Marchi di Marco, cioè poi la vedo ritornare, per quale motivo è ritornato? Vi ho detto che mi ero preparato sull'argomento presepi e alberi di Natale, ho caro raccontarvi le varie iniziative. Ho piacere di raccontare. Allora raccontale te. Traduceva, racconti lei, assessore. Abbiamo fatto un sputiferio di iniziative per il Natale quest'anno. Abbiamo fatto un concorso in cui andremo a premiare la scuola che fa il presepio più bello di tutti. Come si chiama questo concorso? Grotta e vinci. Per piacere. Altra grande iniziativa che ho caro leggere testuali parole è adotta un corriere. Il 25 e 26 dicembre in tutte le piazze d'Italia puoi aderire all'iniziativa adotta un corriere. Ma in che senso? Portati a casa un autista dei Camieti che avrà lavorato un pasto il 23 ore su 24 tutti i giorni prima di Natale a consegnare pacchi. Offrigli un pasto caldo, adotta un corriere. Al posto del solito tramesino dagli un piatto di pasta asciutta. E con soli 10 euro in più regaleremo a tutti i corrieri un cuscino da tenersi sotto le ciappe con la scritta: sei la persona di cui non possiamo fare a meno. Capito? Battuta di cui scritto in grande. Bella iniziativa questa. Salutiamo le parole di questi corrieri che stanno lavorando tantissimo. Ecco, ho caro concludere anche con una barzellettina a tema natalizio. Dai, che ci sta una barzellettina. E ora ci ascoltano. Sì. C'è Babbo Natale che va dal meccanico. Sì. E che dice al meccanico: Babbo Natale, guarda, ho un problema con la frizione. E Babbo Natale, e il meccanico che dice: è a slitta. No, è a macchina. Che dice Babbo Natale. Avete capito? Sì. E il meccanico che dice: è a slitta. E pensava è a frizione che è a slitta. Ho un problema con la frizione. È a slitta. Okay. Ma Babbo Natale pensava che si riferiva a slitta, sì, che usa io per dare ma no, che è renne, è diverso, è a slitta che è renne, è a macchina che ha i cavalli. Ma non è questo. Ma non sai che Babbo Natale va via con i cavalli. Infatti l'abbiamo capita. Ma perché la spiega la battuta? Perché Marco è qua che ride, ti me guardi questa faccia da imbattonio, ho paura che non te che ridi sue battute. Ogni modo, salutiamo Babbo Natale e tutti i meccanici all'ascolto. Ciao persone. La slitta intendeva cosa? Slitta? Frizione. Ah, sento che non avevo capito neanche. Ma come?
Torniamo qui a Radio Belle Monella, naturalmente con Senz'altro Domenica, sempre in nostra compagnia Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Bravissimo. Grazie, questa la so. Vediamo se sai questa. Quando compi gli anni tu, Gaetano? Vabbè, 3 agosto. Bravissimo, Marco. 26 luglio, 1-1. Ma non è un quiz. Siete fortunati. Sono abituato ai quiz. Perché fortunati? Vi spiego, perché io li compio il 29 dicembre Sì, certo. e rientro nella classifica inglese dei Worst Day to Make Your Birthday. Perdonate l'accento di Cambridge. Sì, esatto, che significa peggiori giorni per festeggiare il compleanno. Esatto, effettivamente sotto le feste immagino. Ma è stata studiata questa cosa. Allora, partiamo dalle belle notizie. Sì, non so, che c'è gente che non ha niente da fare. Tutti i problemi che ha il mondo vabbè. Partiamo dalle buone notizie, perché il giorno migliore secondo questa ricerca è il 28 luglio, caro Mario. Il 26 luglio, quindi sono quasi nel giorno migliore. Ma qual è il motivo, scusa? Perché è uno dei giorni più lunghi dell'anno, puoi fare festa fino a tardi, e anche perché tanti amici. Tipico mio, tra l'altro. Esatto. Una delle mie peculiarità, feste fino all'alba. No, la cosa bella però è che è stato studiato il giorno peggiore. Il peggiore sembra essere il 16 dicembre, perché la gente che ha un sacco di impegni il 16 dicembre. Giusto. E cene aziendali. A parte noi che non ci invitano. No. Vero direttore. Oppure altri giorni peggiori sono il 29 o il 30 dicembre, perché sei proprio sfortunato. Appena passato Natale, sta arrivando Capodanno. Figurate. Io invece voglio vedere il lato positivo di questa cosa. Io ti compleanno il 29 dicembre. Intanto il regalo unico che ti dice vicino a Natale, ti fanno un regalo solo per Natale e compleanno. Vero. Il cui valore sommato potrebbe essere superiore alla somma dei singoli. Infatti è meglio un regalo unico e bello piuttosto che dobueade. Vero. Cosa significa questo termine? È oscio, lui è oscio in realtà. E poi oscio che parla fare il compleanno il 29 dicembre è più economico, perché la gente non ha fame con tutto quello che ha mangiato. Per piacere, ma che taccagno. Con due giambonetti di te a casa. Esatto. E con gli avanzi delle cene dei giorni prima, il vino delle ceste, i pandori avanzati, con pochi euro ti organizzi un compleanno meraviglioso. Mamma Pippo, mi hai fatto voglia di andare all'anagrafe. Ecco, lo so. L'unico problema sono i regali. Perché metti che a Nadal ti ricevi dei doni che non ti piace tanto, a chi li dai? Hai sfigato che compi gli anni 29 dicembre. Questa è una possibilità. Può essere. Anzi, ho già in mente il regalo per Pippo. Ecco, immaginavo. In mente il regalo per Pippo. Comunque chiudo questa rubrica con un insegnamento che ho imparato da questa vicenda. Se tu doni il superfluo, non è un vero dono. Bravo. Il dono vero è quando ti privi di una cosa tua per offrirla ad un altro. Disse quello che dà gli avanzi agli invitati al compleanno. Ma vergognate! Ormai mancano veramente pochissimi giorni a Capodanno, l'abbiamo già detto. No, ma bisogna dirlo, anche perché insomma i Capodanni portano con sé anche delle situazioni, dei ricordi particolari. Io non so voi, ma quali sono stati i Capodanni più strani, più assurdi, più emozionanti che avete passato? Tu Marco, vai. Una volta avevo 38 e mezzo, un Capodanno, quindi sono stato a letto tutto il giorno. Oh mamma mia. Sono alzato alle 8 giusto per bere un bicchiere d'acqua, sono a letto, sono guardato un po' di TV così, ma poi ho anche dormito. Mi spiace. No, il Capodanno più bello che ho passato. Sinceramente devo dire. Ma come? Sì. Ma sempre giusta, va benissimo. No, ma io guarda, il Capodanno più assurdo l'ho passato a 18 anni. Cioè io e altri 3 amici abbiamo deciso di andare a una festa che era a 5 km di distanza a Favaro Veneto. Io abitavo a Mestre. Sì. Favaro Veneto, festa privata, cioè ma talmente privata che abbiamo capito che forse non eravamo neanche stati invitati. Avevo il dubbio. Comunque vabbè, in sto garage di 12 metri quadri, praticamente eravamo in 90, tutti stretti, schicciati. Alle 3 del mattino decidiamo di tornare a casa. Però l'unico che aveva la macchina, Roby, era anche l'unico che aveva bevuto, quindi non era in condizioni di tornare a casa. Quindi abbiamo avuto la geniale idea di tornare a casa a piedi. 5 km a piedi, passando dappertutto, tangenziale. Abbiamo fatto tutto. Roby imbriaco, che però nel frattempo, arrivato a casa, era già più fresco, sobrio, e quindi ha detto: vado, torna di nuovo la macchina. E io mi sono sentito di riaccompagnarlo. Sì, quindi l'ho riaccompagnato a prendere la macchina. Bellissimo. Pippo? No, io invece ero a Barcellona, una fase della mia vita ho lavorato come accompagnatore turistico e quindi portavo gruppi di anziani prevalentemente. Anziani, Pippo, se uno ti ascolta e l'hai accompagnato, si sente vecchio. No, dico anziani perché in quell'occasione c'erano delle persone
molto avanti con l'età. Abbiamo passato una serata surreale in un castello vicino a Barcellona, vestiti in abiti medievali a ballare con questi. Che praticamente data l'età probabilmente erano gli abiti che usava da giovani. Sì, può essere, ma per piacere. E tra l'altro lì ho conosciuto Teresa. Una ragazza Teresita, ragazza spagnola. No, è da Monsellice, una signora di 97 anni. Ma scusa. Ci vediamo ancora. Ma come vi vedete ancora? Ma come? È che quest'anno lavoro a Capodanno, se no torneremo a Barcellona a ricordare il nostro incontro. Ma scusa, quanti anni? Ma scusi, vi vedete ancora? È una bella storia, però insomma non mi sento di promettere niente. Vedremo in futuro, dai. Abbiamo tutta la vita davanti. Ma no! Ma per piacere! Everybody move it.